Ciao ragazzi, che sapore hanno le storie di campagna? Guardate che non è una frase retorica, anche perché io faccio questo mestiere da tanto tempo, ma mi sorprendo ancora quando vedo persone che attingono dalla loro terra tutte le ispirazioni per raccontarla, attraverso i sapori soprattutto. Ed è il caso di Lara e di Tarcisio che mi stanno aspettando al loro agriturismo alla Motta, qui nella campagna di Nogara, tra Pellegrina, Engazzà, Salizzole, insomma nel cuore della pianura veronese. E in cucina sta già succedendo qualcosa. Vediamo. Lara, Sì, cosa chiede buon qua? la zuppa di zucca. Ah, mamma. Ma queste che pentolele? Sono pentole di ghisa per mantenere bene il calore e per tenere la cottura lenta e molto lunga. Come una volta? Come una volta, come era una volta. Se nella ghisa 1 che è la crema di zucca, nella ghisa 2? Nella ghisa 2 c'è la pera. No! C'è qua. Oh, sì, guarda che la fa proprio blu. È qui blu. che borbotta. Da quanto tempo? Queste ormai sono già 3 ore. Perché qui c'è il brodo. C'è il brodo che sta bollendo. Ma non solo brodo. Ah, Il brodo con cosa si fa? Vediamo. Si fa Eccolo con lì. la copertina Eccola, buonissima eccola. e dopo con un bel pezzo di punta di petto e tutte le sue belle verdurine. Quindi qui viene fuori un brodo buonissimo e una carne stupenda da mangiare con la pera. Io la sento già una grande passione per la cucina, Lara. Questo è il tuo regno? È il mio regno questo. E sei da sola in cucina? No, c'ho Riccardo che sta facendo la pasta. Ah, buon sangue non mente allora. Sì. Pasta con cosa? Sta facendo le fettuccine all'uovo e le facciamo oggi con il coniglio. Con il coniglio tagliato a coltello e viene fuori un'ottima fettuccina particolare. Ma è possibile che capita sempre al momento giusto? Ma che sapori sono questi, Lara, allora? Sono sapori semplici, sapori della natura di adesso e della stagione di adesso, che non elaborati ma valorizzati proprio per quello che sono. Il ricordo del mio passato, dei miei nonni, dei gusti, del tempo che mi ha permesso di conoscere tutti questi sapori. Una delle cose più belle che più mi hanno colpito di questa famiglia è che sanno sposare i sapori di un tempo, i ricordi di questa terra della campagna, con la voglia di sperimentare, di essere anche innovativi, pur partendo sempre da quelle stesse materie prime. Guardate. Presentiamo la marmellata di noci, che è fatta con delle noci molto immature ed è brutta da vedere, ma è di una bontà speciale. Abbinata con? Abbinata con i formaggi molto stagionati. E invece, dato che siamo in campagna e che dobbiamo valorizzare tutto e che non si deve buttare via niente, le bucce di patata fritte sono eccezionali, sono buonissime, sfiziose e soprattutto incuriosiscono tanto sia i bambini che i nonni. Ma vanno mangiate così? Così, vanno mangiate così semplicemente, ma secondo me si valorizzano ancora di più col miele. Lara non viene propriamente dalla campagna, lei è originaria di Isola della Scala, che comunque è sempre qui, nelle vicinanze, siamo a pochissimi chilometri. Ma c'è un altro elemento che racconta, o meglio, che mette in mostra la voglia di far vedere la vita vera vissuta di un tempo, e sono le camere.
Ognuna di queste è dedicata ad un lavoro di un tempo. Abbiamo cercato di valorizzare il nostro territorio, le nostre vecchie usanze. Noi non c'eravamo perché sono lavori di più di un secolo fa, però andando alla ricerca della storia della zona, di quello che erano i territori, cosa si coltivava, cosa c'era e come viveva la gente, abbiamo cercato di dare un ricordo piacevole per ogni tipo di lavoro che abbiamo proposto nelle camere. Ogni camera infatti ricorda un lavoro, quello più ricco, quello più povero, quello più difficoltoso, quello più semplice, tutti proprio per valorizzare ogni persona che ha costruito quello dove siamo noi oggi. Tutto quello che state vedendo è nuovo, perché questa avventura per Lara e Tarcisio è iniziata circa 5 anni fa, quando qui c'era soltanto un vecchio casolare che loro hanno dovuto abbattere e ricostruire, mantenendo però la fedeltà delle linee dell'architettura rurale, perché questo doveva essere. E poi qui ci sono anche i ricordi, soprattutto di Tarcisio e della sua famiglia. Questa è la mia famiglia, nati siamo in 7 fratelli. Quali sei tu? Questa è una bella domanda. Perché sono in braccio. L'ultimo della famiglia. Noi ti diceva sempre Scaganiel. E io sono proprio l'ultimo. E mia mamma la voleva sempre una buttina. Lei l'ultima, la vuoi una buttina. Ma 7 maschi eravate? 7 maschi. Fuori, che la donna? Sì, ha dato da farmi qua, però mia mamma la contribuiva a sé. Mamma mia. Questa è la stradellina di casa mia, che tuttora adesso le più grandi, ma proprio le vera ancora. Questo è mio cugino. E questa è proprio la casa vecchia dove abitiamo tuttora, che all'epoca c'è il trattore, la UM 513, che era, come dire, una macchina, come dire, il Fendt oggi. Ultra. E con la foto di mio fratello, insomma. Voi siete qui da sempre? Sì, no? sì. E cosa si prova a guardare foto come queste? Mille mi piace a sé e tuttora mi emoziono sempre ogni volta che le vedo. Che cosa hai portato da quel mondo, da quei ricordi? Tutto, una gioia dentro che insomma i ricordi è troppo bei. E l'idea dell'agriturismo come è nato, anche partendo da questi ricordi? Allora, l'idea dell'agriturismo è nato per ricordare questi ricordi. E qua passavo sempre davanti per portare a scuola i bambini. E un giorno, tornando a casa, parlando con la moglie, gli ho chiesto, ascolta, perché? C'è un'abitazione vecchia, c'è un pezzettino di terreno, non realizziamo il nostro sogno che avevamo sempre in mente, che adesso abbiamo anche la possibilità di farlo. E lì è nata tutta la storia e siamo arrivati qua. Tu non vieni dalla campagna? No, io non vengo dalla campagna. E perché sei qua? Perché mi è piaciuto. Poi mi è piaciuto e dopo dove c'è l'amore c'è tutto. Quindi ho apprezzato anche quello che mi ha insegnato ad apprezzare mio marito, fino a costruire una famiglia, a costruire un'attività che valorizzi la terra anche mia, ma soprattutto sua, come mi ha insegnato lui ad amarla. Tarcisio, ma se non era la Lara, non serve sta roba qua? No, no, le sta un punto d'appoggio che ho affrontato tutto. Perché le donne sono forti. Sì. E questi sono i sapori veri, i sapori contadini di questa famiglia. I Bissolo, eccoli qua, un sogno che è cominciato 5 anni fa e che adesso sta decollando. Però Lara, porta pazienza, e sarà fredda che il bollito riesce come finito te sei. Non ti preoccupare, il forno è caldo, scaldiamo tutto. Che vuoi bene a sta gente qua. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Ciao e grazie. Ciao.